un DVD e una mostra fotografica per conoscere ed apprezzare Virgilio Milani, il grande maestro del Novecento polesano. Si è svolta sabato 13 dicembre a Rovigo la presentazione ufficiale del DVD Virgilio Milani, un artista per la città, realizzato da Pianura News TV per conto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo. Un mezzo moderno come veicolo di promozione dell'artista polesano che, con i suoi lavori, ha qualificato la città di Rovigo. Milani è vagamente conosciuto dai giovani, anche poco addirittura, ben conosciuto da molti uomini di cultura, quindi da un numero molto limitato di persone. Il documentario, il DVD, la manifestazione odierna hanno lo scopo di consolidare questa conoscenza e di renderla fruibile dai giovani, dalle associazioni culturali, dalle istituzioni culturali, dallo stesso comune e da altri enti che ne facciano richiesta, in modo che resti una traccia ben composta e ben costruita della vita e delle opere di questo artista che, benché considerato rodigino, è rodigino certamente di nascita, ma di carattere almeno nazionale, di livello nazionale per quanto riguarda la sua qualità. L'iniziativa è collegata al progetto Percorso Milani, itinerario che parte dalla Fontana della Riconoscenza e si snoda per l'intera città, richiamando l'attenzione sulle più rappresentative opere pubbliche dell'artista. Realizzato lo scorso anno e divulgato con una serie di iniziative durante la 19ª settimana dei beni culturali in Polesine, il progetto è stato particolarmente curato a favore delle giovani generazioni con un'offerta didattica rivolta alle scuole medie inferiori e superiori del territorio, consistente in visite guidate precedute da interventi in classe con l'esperto. Proprio quale evoluzione del progetto didattico è nata l'idea di creare un video sull'arte e sulla personalità di Virgilio Milani per offrire, non solo alle scuole, uno strumento duraturo e facilmente fruibile per approfondire la conoscenza ed apprezzare il maestro e la sua arte. Il DVD è, infatti, a disposizione di scuole, biblioteche, associazioni, organizzazioni e istituzioni al fine di incentivare interventi di animazione culturale. Tutto questo è avvenuto grazie a un impegno che è iniziato molto tempo fa della Fondazione Banca del Monte. La Fondazione ha ritenuto di individuare i percorsi attraverso i quali si può andare a visitare le varie opere che sono sparse per la città di Rovigo, ma prima ancora ha fatto una splendida mostra delle opere di Milani, raccogliendole un po' da tutta Italia al Museo dei Grandi Fiumi. Poi ha finanziato degli studi sull'autore e alla fine ha concluso la sua iniziativa raccogliendo il tutto per quanto possibile in un DVD che è appunto la testimonianza storica di questo intervento. Il progetto è stato presentato nell'ambito della mostra fotografica dedicata allo scultore. La mostra, a cura della Fondazione in collaborazione con l'Accademia dei Concordi, raccoglie inedite fotografie di Domenico Russo, scattate nell'atelier di Virgilio Milani. Queste foto sono nate casualmente. Io sono un fotoamatore da lunga pezza, diciamo, e una mattina sono passato davanti alla sinagoga e ho visto che dentro c'era lo scultore Milani. Allora sono entrato e molto delicatamente ho chiesto: professore, posso farle dei ritratti? Lui mi ha guardato con sospetto e voleva sapere perché. Dice: perché vuole farmi i ritratti? Ho detto: perché ho la passione per la fotografia e allora vorrei documentare, così fare un po' di foto. Dice: ma lei che lavoro fa? Allora io facevo l'insegnante, faccio l'insegnante e mi diletto di fotografia. Ma dice: va bene, allora va bene, facciamo queste fotografie, però lei me le deve portare, mi deve portare tutte le stampe. Allora ho detto: va bene, allora promesso, le porto. Allora sono entrato e ho fatto queste immagini e sono documenti unici perché lui, ecco, non si faceva mai fotografare, era molto schivo e ho avuto questa fortuna di avere la possibilità di fare queste immagini. Penso che se la gente, se le persone che hanno visto la mostra sono contente, ecco, la cosa mi fa piacere.
La Fondazione Banca del Monte è a disposizione per i referenti di scuole, biblioteche, associazioni, organizzazioni ed istituzioni culturali per la richiesta del DVD. Il documentario verrà inoltre pubblicato sul canale YouTube di Pianura News TV e sarà fruibile gratuitamente attraverso il web.